Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Perso e bentornati ancora qui una volta con Round 2 Total War di Vita e Timpera, campagna totale, anzi storica, dove tenteremo con il nostro obiettivo di arrivare a conquistare i territori della massima espansione di Roma storica. E quindi tante ancora terre da conquistare, o comunque da soggiogare sotto il nostro dominio. La situazione più calda è quella in Asia Minore, dove abbiamo l'intero impero della Cappadocia, i rimanenze, diciamo, dell'impero egiziano, che tra l'altro ha sede a Creta. No, non è vero. Non lo so, vabbè, comunque dell'impero egiziano che ormai ci sta lasciando. Rodi unita in guerra e credo nessun altro ancora, a parte che abbiamo ancora qui dei territori di Pergamon, contro l'egemonia, lo strapotere dell'impero romano, noi. E abbiamo un Kush, tra l'altro, che come vedete si sta anche espandendo grazie a noi. Questo non è un bene. Allora, al di là che questa zona è blindata, come vedete ci sono tantissimi eserciti, potrei sicuramente farcela con le 3 legioni che avevo a disposizione, ma insomma non mi sembrava il massimo attaccare qua per poi essere preso alle spalle o da Nabatene, che ci odia, o da lo stesso Pergamon, che appunto poteva facilmente aggirarci passando per questa strada di Nabatene. Ho deciso di prendere le mie legioni, portarle ad Alessandria, da Alessandria partire con il porto, perlomeno una legione su 3, e attraversare tutto il mare Mediterraneo che divide l'Egitto dalla parte anatolica e sbarcare qui con la mia legione, scusate, per poter poi conquistare in maniera più agevole la parte dell'Asia minore. Pergamon ci sta dando dentro, perché effettivamente ci sono tanti eserciti nemici, ma di sicuro ce ne sono altrettanti che non vediamo. Una cosa interessante che siamo riusciti ad ottenere nella scorsa partita è la eliminazione di Pergamon dal mare, se non per questa provincia di Olbia sperduta. Sinope è sicuramente un villaggio importante proprio per questa motivazione, ed è per questo che ho voluto attaccarlo prima di Anchira, anche se Anchira mi dà un bel controllo sul territorio nella parte centrale. Però questa è stata la decisione e ne sono abbastanza contento. Ovviamente non siamo messi benissimo, anche qua come vedete le legioni sono quello che sono, però va bene così. Va bene così. Ho la mia flotta a disposizione per un attacco eventuale in futuro. Per ora non siamo in città e non voglio avvicinarmi troppo, perché non voglio mettere sotto stress la legione cos'è che è? La legione nona Rapax, che difende un po' tutto i Balcani. Ora direi che ci siamo. Qui tra l'altro resiste ancora, ho visto prima, il nostro faraone, scusate. Qui vedo delle armate di Saba. Insomma, anche qua zona calda. Io immagino che Kush, sbarcando a Sharmutta, voglia poi penetrare. Infatti, vedete, guardate, lo sta assediando Petra. Probabilmente poi passerà ad Umatu per conquistare tutta la zona. Kush che non ci odia, ma neanche ci adora, perché vede il nostro espansionismo in chiave veramente negativa. Va bene ragazzi, dai. Adesso andiamo avanti e vediamo un attimo cosa ci attende. Bentornati. Partecipa alla guerra contro chi? Contro gli Ceni. No, ce lo chiedono a diverse parti dell'impero. La mia risposta è sempre la stessa. Il Senato così ha deciso. Attenzione, si fanno avanti.
Adesso vediamo un attimo come sono messi, perché bisogna vedere se ci attaccano insieme all'Egitto. Però io non andrei a rompere le scatole onestamente. Adesso vediamo. Cappadocia ormai è andaccia. Allora, scoperto il nostro agente, fatemi vedere, va bene qua. Va bene. Qui perdiamo un po' di uomini, va bene, che sono quelli del mare, provviste. Un figlio diventato adulto, grado aumentato del generale, fatemi vedere quale. Ok, il nostro uomo, questo. Ok, va bene, lo andiamo a potenziare. E voilà. Va bene, e gli diamo anche un aiutante. Cos'è che ha lui? Campo visivo, morale, bonus, la diplomazia, tutte robe politiche. E direi più 4 anche al reintegro. E poi vediamo cosa gli possiamo dare. Ancora qualcos'altro di politico a questo punto. Ferire agenti. Wow, 10, 11, 5. Ma non male come politico effettivamente. Non male, e non ha ancora i consiglieri. Non male. Allora, tentativo di sovversione. Qui è stato fatto un tentativo di sovversione da parte dell'Egitto, ma non siamo caduti nella trappola. Allora, risaliamo questa parte qua per vedere se ci sono altri eserciti in agguato, ma sembrerebbe di no. Ok. Ok, sembrerebbe di no. Qui abbiamo... ma sono messi male, dai che li andiamo ad affrontarli. Secondo me la vinciamo facile. Si ritirano al di là del fiume. Solo che se li attaccassi adesso... Potrebbe essere una trappola? Perché c'è anche la città che li difenderebbe. Ma potremmo provare a vedere, perché la città di Tiros sono 14. Questi sono veramente messi male. Guerra dichiarata tra Rodi e una delle mie fazioni minori, va bene. Il problema è che se poi io passo il fiume non posso più tornare indietro. Non posso più tornare indietro. Allora io direi ci mettiamo qua e facciamo un bel castrum. Secondo me è la cosa migliore. Se loro vogliono venire, tanto qui non c'è nessuno. Se loro vogliono venire, che vengano. Che vengano. Allora, altra roba. Qua ci sono i compagni di Cerbero che potremmo andare a attaccare. No, sono troppi distanti fra di loro. Ci danno anche delle problematiche di cibo. Vabbè, sono un po' fastidiosi. Qui la situazione è sempre la stessa. Va bene, andiamo a costruire il porto. Scusate. Andiamo a costruire il porto. Andiamo a costruire la legna assolutamente. E poi ci facciamo anche magari qualcosa di o di commerciale, tipo una cittadella, o un terreno consacrato, o una cittadina. Non lo so. Forse anche una struttura militare potrebbe essere buono. Allora la teniamo un attimo. No, però devo costruire per forza, sennò poi problematiche. Allora andiamo per 50 commercio locale. Questo cosa ci dà? Lo stadio potrebbe darci. Beh, però anche qualche struttura militare. Allora, io sì, Andrea, andiamo qua. Andiamo qua così. Abbiamo esaurito tutti i soldi. Non abbiamo reintegro, non abbiamo una mazza. Male. Allora, andiamo a vedere un po' in questa zona qua cosa sta succedendo. Ok, guardate qua. Bella problematica. Tra l'altro qui c'è anche l'Egitto. Insomma, vabbè. Non bene, ma non benissimo. Qui ancora l'Egitto. Vabbè, c'è solo un generale, però. Ci sono tanti. Allora, andiamo a vedere un attimo la mappa dall'alto. Perché, guardate qua.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È vero che non sono così forti, però ci sono 2 imbarcazioni. Insomma, bene ma non benissimo, ecco, diciamo così. Intanto continuiamo la traversata. Io questi ancora non ci arrivo, ma ci arriverò. Mi prende un malus per il mare aperto. Ok, qui no, non me lo prende più. Ok, probabilmente dovremmo fare così allora. Perché... sì, perché qua è mare aperto. No, però... qui no, sembrerebbe di no. Allora dovremmo farcela. Dovremmo farcela. Intanto vediamo la Nord, la flotta nostra, che ovviamente si piglia il malus. Neanche a dirlo. Gli amici delle Nereidi. Allora andiamo a farli fuori, che poi si leggerà Nereidi penso. Però fatti fuori, vediamo. Ok, si ritirano. Ovviamente si ritirano nel porto sicuro. Qua intervengono loro. Non riesco neanche ad arrivarci. No, ma non andiamo a scoprirlo. Mettiamoci qua e facciamo un po' di blocco portuale. Direi che... guardate, se mi sposto ancora un po'... no, lo passano. Allora, così, ecco, così direi che è buono. Diamo fastidio quel tanto che basta per non farli uscire dal porto. Poi vabbè, se girano di qua ci aggirano, però quello ci può stare. Solo per dare fastidio fondamentalmente. Va bene, il resto io non ho molto da fare. L'unico attacco buono probabilmente era questo, ma ci siamo messi in difesa. Io direi di attendere con calma l'arrivo dell'altra legione via mare. Altro da fare non c'è se non recuperare un po' di denaro, ma siamo massimalissimo. Vabbè, andiamo avanti col fine turno. Ok, ci muovono un attacco. Tra l'altro siamo in perdita se ci attaccano. Gli egiziani quindi sono molto forti, questo mi state dicendo. Loro hanno, vabbè, a livello di numeri sono superiori, ma loro sono messi male. Noi abbiamo ma onestamente a me non interessa di muovere attacco qua. Ah, e vengono comunque. Però qua le buscano, qua le buscano perché noi abbiamo comunque la nostra legione che è abbastanza rinforzata, non troppo. Generale non fortissimo, anzi proprio base. Però anche loro non è che sia proprio sto grande fenomeno. Va bene, dai, muoviamo attacco, vediamo se riusciamo a portarla a casa. Dovremmo essere in una posizione un po' più alta. Vediamo. Allora, sì, un po' più alta, ma praticamente niente di differente. Vabbè. Dove ci mettiamo? Dove ci mettiamo? Io direi che questa zona è un buon teatro di scontro. Abbiamo tanto tiro a disposizione, quindi il nostro obiettivo sarà quello di difenderci dal tiro. Cioè, scusate, con il tiro. E quindi mettiamo in una formazione classica questo giro. Niente di fenomenale. Mettiamo un po' di cavalleria nel bosco, ma non penso che ci caschi. La nostra corte e il nostro generale. Poi in base ai loro movimenti vediamo cosa fare. Allora, sicuramente io metterei loro ai lati, a dire la verità. Perfetto, tra l'altro la cavalleria mi sembra esattamente nel lato dove noi abbiamo i cavalieri nostri. Forse questa è una cavalleria. Generale molto indietro. Molto indietro. Manda avanti i suoi uomini. Fa il codardo il generale. Allora, onde evitare un accerchiamento, si potrebbe fare così. Tanto di qua abbiamo il supporto della cavalleria nostra. Qui vedo qualche unità di cavalleria loro. Più di qualche in realtà. Cavalleria con gli arcieri, insomma, non è proprio il massimo. Qui non riesco ancora a distinguerla. Però, insomma, anche qua niente di divertente.
Acceleriamo un po' la battaglia. Ok, abbiamo trovato le unità nemiche nascoste. Aspettiamo che si avvicinino. Mettiamo la formazione a cuneo. Vai, usciamo. Usciamo, andiamo all'attacco. Noi siamo intanto pronti col tiro, anche loro in realtà. Eccole, vedete qua le due cavallerie, ma noi abbiamo fatto questo semi cerchio, dovremmo scamparla. Qui riusciamo a intercettare la cavalleria nemica, che va subito in una posizione... subito cede. Questi sono cavalli? No, sono uomini, quindi sicuramente da assaltare. Vanno subito in fuga. Queste due qua, se riuscissi a prenderle. Però a me è più importante mandare in fuga la cavalleria nemica. Ok. Non prendete troppo tiro però, ragazzi, forza. Ok, andiamo su questi a questo punto, che dopo averci lanciato ci aggrediscono anche loro. Forse era meglio andare sulle unità di lancieri, però. Ritiriamoci. Ok, andiamo a rinforzare questo lato. Qua le abbiamo prese un po'. Ok, siamo rientrati. Ehi, qua quante cavallerie che ci caricano. Qua com'è la situa? Ancora abbastanza buona. Ci chiudiamo. Mando il mio generale, mi sono stancato. E si continuano a tirarci addosso, ma... Mettiamoci in formazione, perfetto. Andate in fuga la cavalleria. E allora è qua che andiamo a prenderci gli arcieri. Cavalleria, questa cavalleria... vedete, collassano subito, ottimo. Attenti alla guardia reale Elleni, che questa ci fa le chiappe. Ok, sono fiaccati, se ne stanno pian piano andando. Attenzione. Cerchio. Cioè cerchio quadrato. Cavalleria cerca di intimidirci. Qua si sono girati in maniera sbagliata, va bene. Cioè non va bene, però cosa devo fare? Tiriamogli. Ok, andiamo a prendere questi arcieri. Lasciate stare la guardia reale, ragazzi, perché vi fa a pezzi. Andiamo a prenderci questi arcieri. Poi ci sono ancora questi, Ok, il generale ha vinto la sua battaglia. Togliamo il quadrato. Ok, qui lo lasciamo il quadrato. Qui lo togliamo. Scudi contro questi. Ok. Le nostre frecce fanno effetto. Benissimo. Preso gli arcieri nemici. Ora ci fiondiamo su questi. Cavalleria, tanta roba. Qui attaccato a due lati, inizia a cedere. Qua attenti, perché potrebbero dare delle problematiche. No, ok, non vengono verso di noi. Qua andiamo a dargli una mano a questo punto. No, mi cede questa cavalleria, fa niente. Ci dobbiamo divertire, ragazzi. Ok. Contro di qua. Forza, loro molto deboli a livello di morale, gli egiziani. Non pensavo. Magari hanno altre qualità, però deboli. Deboli dal punto di vista del morale. La nostra cavalleria non è proprio delle migliori, però. Ok, qua un 3 contro 1. Dovremmo vincerla facilmente. Qua che è problematica. Ok, continuiamo a fare danno. Ma ragazzi, questi arcieri ho detto che avevano un morale scarso, ma vedo che invece ok, adesso ce la facciamo, dai. Arriva intanto il generale nemico, ma non mi interessa. Sono tanti questi arcieri, 131, madonna. Ehi, una cavalleria andata. Una cavalleria andata. Io vedo che qua non risolviamo nulla, quindi ci togliamo, ci defiliamo e andiamo a caricare questi. Ok, se la fuggono. Però un po' di danni le facciamo, bene.
Ok, via da qua, che le lance sono molto pericolose. Forza ragazzoni. Infatti vedete che non sono proprio messo benissimo. Qua arrivano altre unità. Ma sapete che non è detto che la vinciamo questa, perché sto vedendo che insomma non è proprio il massimo. Andiamo incontro al generale. Cavalleria. Cavalleria intercettata, momenti. Diamo un secondo fiato all'esercito. Voi giratevi, andate qua. Voi qui. Allora, tu generale ci dai un po' di energia, un po' di boost, e poi ti vai a prendere questi arcieri perché hanno veramente rotto le scatole. Qua ci sono altri arcieri, ci spostiamo. Questi è da quando è iniziata la partita che lampeggiano e non hanno ancora ceduto. Oh, finalmente. Dai ragazzi, tutti avanti. Dai. Che miseriaccia, oh. Ok. Tutti sul generale. Ok, no, la cavalleria si è impantanata qua, ma io voglio che vada qua. Non devi combattere in mezzo alle scatole degli altri. Arrivano questi. Da dove arrivano questi? Da dove arrivano? Prendiamo dal lato. Forza. Gli arcieri che ci caricano addirittura. Che vergogna. Guardate, arcieri che caricano la nostra cavalleria. Vergognosi. Ok. Dai, cavalleria passata. Adesso si festeggia. Bene. Questi andati. Tu li segui, ma giusto perché devi seguirli. Tutti gli altri. Ah no, oh perfetto. Il generale è andato, ottimo. Questi di qua. Catturiate, ok. Voi andate di qui. Allora basta, voi tutti contro il generale. E il fronte è collassato. Ora mancano solo questi, ma ormai la partita è vinta. Ok, qua siamo a un buon punto. Portiamo le truppe a attaccare di là. Cavalleria, fai la tua opera di razzia, di morte sul campo. Non lasciare che ci siano superstiti. Comunque ragazzi è incredibile la resistenza di questi uomini. Incredibile. Mamma mia. Però direi che a breve ci dovranno lasciare, dai, per forza. Incredibile. Corte legionaria subisce ancora. Però anche loro lampeggia. Bene. Bene, anche le loro ormai completamente andate. Ok. E ora tutti su questa. Circondatela e facciamola fuori una volta per tutte. Guarda qui che massacro totale. Se ne vanno tutti, scappano, perfetto, e se ne vanno in fuga. Ottimo, terminiamo la battaglia così. Va bene, abbiamo fatto 556 perdite, tanta cavalleria purtroppo. Però dai, alla fine loro hanno perso un bel po' di uomini. Una bella batosta. Sono stati un po' altezzosi, a sfidarci così in campo aperto nell'attacco 1 contro 1. Ok. Ci siamo giocati un po' di cavalleria, però il resto ha retto abbastanza. Loro invece completamente allo scatafascio. I prigionieri li andiamo a liberare. Non mi interessa di distruggerli completamente, anzi ho bisogno di grano in questo momento. Ok, arrivano altre armate dell'Egitto. Mamma mia, questo Egitto.
Attenzione, mi attacca anche Sparta, ragazzi. No. No, mi attacca anche Sparta, ragazzi. Tutto il mondo, diciamo, che non siamo noi, ci attacca. Cavoli, con Sparta è un bel problema, perché la guerra si sposta nei confini interni. Qua ci attaccano, tra l'altro senza motivo, ha preso dell'esperienza, va bene. Qui ci attaccano, io direi che possiamo evitarci la flotta di guarnigione. Evitiamocela. Vediamo se ci seguono in questo posto angusto. Ma dove va? Dove va? Dove va? Vabbè. Attenzione, vediamo se ci seguono. No. Attenzione! 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 Questo probabilmente è il Zefiro, il re probabilmente, a quanto vedo dal numero di stelle. Wow! 2 eserciti. O questo forse è il re, forse. Basileus. Basileus, sì. Basileus, eccolo lui. Arriva addirittura il re a muoverci guerra. E non so, ragazzi, questa se la vinciamo, perché siamo completamente in balia del nemico. Non ho neanche nessun uomo di difesa. Funzione automatica ci dà completamente perdenti. E vedo che hanno delle macchine d'assedio, cavalleria imponente e anche uomini greci abbastanza incazzati, gli opliti. Questi mi sa che sono veramente forti, ecco tutta questa fila qua. Vabbè, questi sono deboli, però. E qua si raddoppia ancora, quindi altri uomini anche da questo lato, cavalleria abbastanza forte, poi 4 sciagurati. Allora, signori, io direi che ce la giochiamo nel prossimo gameplay. Fondamentalmente stanno cercando di riprendersi il porto. E può essere che a sto giro ce la facciano. Signori, la campagna non si sta mettendo affatto bene. Affatto bene. Vedremo dove arriveremo con Roma. Vedremo. Io vi ringrazio di essere rimasti con me e noi ci vediamo alla prossima puntata. Proprio uno scontro di civiltà questo. Proprio uno scontro di civiltà.